closing the gap, and the Italians aren't out of this. The Jamaicans have got a lot to do here, so too the Canadians. And look at this, Nathaniel Mitchell-Blake, Great Britain, Italy, and it's the Italians, I think, on the line. It's so close. Neither of them are certain, but I think the Italians have just done it. E quindi avete capito sicuramente di chi si tratta, l'ultimo frazionista della 4% maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Filippo Tortu. Ciao Filippo, grazie per essere con noi stasera. Ciao a tutti, grazie a voi dell'invito. Allora, la cosa che a volte se può sembrare strana quando vi vediamo correre, quando andate alle gare, è che vi vediamo come dei professionisti, quindi andate lì concentrati al massimo sui blocchi. E io alla fine, oggi, preparando l'intervista, ho realizzato che tu hai la mia età, cioè sei anche tu del 98, e quindi sei fondamentalmente, tra le altre cose, sei un ragazzo normalissimo. E io la domanda che ti volevo fare, con cui proprio inizio, è: questo ragazzo normalissimo che ha iniziato a fare atletica a 8 anni, nel suo percorso appunto da professionista, quante volte ha avuto paura di andare ai blocchi e iniziare una gara? Quante volte ha avuto magari dubbi di come la sua carriera potesse andare in un senso o nell'altro? E quando però ha capito che veramente quella era la sua strada? Diciamo, paura dietro ai blocchi, quella non mi è mai capitata. Magari ci sono delle volte che c'è più tensione o delle volte che ce n'è meno, e quello, nel mio caso ad esempio, meno tensione c'è, meno riesco a rendere in pista. E quindi più è difficile, più è importante il palcoscenico, più diciamo mi esalto e riesco a esprimermi al meglio. Paura no, perché è una cosa che faccio da quando sono bambino ed è la cosa che mi piace fare di più. Quindi, tra virgolette, non mi viene, non perché non siano delle situazioni diciamo complicate da gestire, ma perché nella mia testa cerco di ripetermi, o comunque ormai è diventato abbastanza naturale pensare al fatto che questa è la cosa che più mi piace fare nella mia vita, la cosa che so fare meglio e per la quale mi alleno tutti i giorni. Quindi non è che devo avere paura di farla o paura di gareggiare. Devo semplicemente fare quello per il quale mi preparo tutto l'anno. E invece ci sono stati sicuramente dei momenti, magari da quando ho iniziato, che quando anche ero un po' più piccolo, magari avessi qualche dubbio su effettivamente su quello che potevo riuscire a fare. Però la cosa più importante, cioè non ho mai avuto, diciamo, neanche la minima idea di voler smettere. Quello mai, non c'è mai stato neanche una piccola idea, o anche di fronte a difficoltà ho sempre voluto, cioè è quello che più mi piace, ecco. Quindi questo sicuramente è la cosa che ti fa star meglio, e quindi è quella che vuoi continuare a fare il più possibile, anche perché purtroppo noi velocisti non abbiamo una vita sportiva lunghissima. Sperando che continui il più lungo possibile, da un certo punto di vista. Me la godo finché dura, diciamo. E fai bene. Senti, aspetta, proprio pensando a cose divertenti e belle, dopo che hai vinto l'Olimpiadi, sei entrato nell'Olimpo a fianco a un certo signor Mennea, adesso ci sono i mondiali, cosa vuoi fare? Cioè, qual è il tuo prossimo step? Adesso questa stagione è davvero intensa. Anche perché le cose sono finite, cioè cosa vuoi metterti a fare? No, guarda, è quello che io, ridendo scherzando, prima delle Olimpiadi dicevo: vinco una medaglia d'oro e mi ritiro, così mi ritiro all'apice. E lo dicevo scherzando perché pensavo che una medaglia d'oro non sarebbe mai arrivata a Tokyo. E quando poi effettivamente è successo, le persone alle quali l'avevo detto hanno detto: vabbè, quindi adesso ti ritiri. No, adesso inizia la parte divertente. Ho molta più voglia di entrare in pista e molta più voglia di ottenere risultati, di andare a gareggiare, perché naturalmente tra virgolette, sono entrato con i miei compagni in una nuova dimensione, quindi adesso vogliamo andare ai mondiali con la staffetta,
provare a riconfermarci o comunque a ottenere un ottimo piazzamento, che sarebbe, diciamo, per 2 anni così in fila, sarebbe qualcosa di veramente importante. Poi ci sono le gare individuali, quest'anno mi concentrerò più sui 200 metri, e ci sono a luglio i campionati del mondo negli Stati Uniti, e ad agosto, altrettanto importanti secondo me, ci sono i campionati europei a Monaco di Baviera. Filippo, proprio parlando dei 200 metri, stavo leggendo che ci sono delle difficoltà nei 200 metri per uno che si approccia ai 200 dai 100. Ci potresti spiegare questa cosa della curva, che per chi non è avvezzo non lo sa bene? Sì, molto semplicemente, che alla fine è quello che è. I 100 metri sono dritti, potrà sembrare ovvio, ma i 100 metri sono dritti, invece i 200 metri no, e quindi un po' anche il principio di, non so, la stessa cosa di guidare o andare in macchina. Naturalmente andare forte sul dritto è molto più semplice che riuscire a fare una curva con la giusta traiettoria, presenta più difficoltà. Esatto. Lo stavo per disegnare anch'io. No, però Sei un pagliaccio, sappilo. perché una è più difficile dell'altra. Nel mio caso io ho una corsa molto ampia e quindi soffro particolarmente tutte le forze che entrano in gioco nella curva, ed è una cosa che non è naturale, è innaturale correre curvi, e quindi ci vuole esperienza e tempo per riuscire a capire come gestirla al meglio e come affrontarla al meglio. E ti ripeto, sembra una cosa banale, è alla fine una cosa banale dirla o spiegarla, ma poi andare in pista e riuscire effettivamente a fare quello che si ha in testa o quello che si deve fare, vi assicuro che presenta delle difficoltà che nemmeno io mi aspettavo adesso che sto facendo i 200 metri. Ma Sì, c'è un blocco. Un attimo, Ale, vai, Pietro. No, ci mancherebbe. ma c'è un blocco di partenza che avvantaggia più o meno nella curva? Non ho capito, nel senso... C'è una corsia che avvantaggia di più. Ok, sì, la corsia, sì, sicuramente ci sono atleti a cui per ogni corsia non trova differenze. Diciamo che le prime 2 sono le peggiori, la prima e la seconda, perché la curva è un po' più stretta, un po' più... E invece larga, in ottava e settima corsia, è molto più, essendo più ampia, è molto più facile da gestire, molto più dolce, diciamo. Ok. E quindi per me con le leve lunghe, faccio più passi lunghi, è molto più complicato avere le corsie interne rispetto a quelle esterne. Perfetto, non si stavo guardando le corsie da un'altra prospettiva, stavo pensando che la 7 e la 8 fossero quelle No, fossero quelle 7 e interne. 8 Sì, sono quelle esterne, sì. sì. Non corro in pista da troppo tempo. Scemenza a parte della mia fisionomia della pista, sì, non mi ricordavo come fosse. Perché hai fatto atletica tu? No, non ho fatto atletica, però corro spesso in pista e quindi ogni tanto capita. Ma vabbè, non siamo qua per sapere i miei allenamenti, quindi non penso che gliene sbatta niente a nessuno. Detto questo, sempre per quanto riguarda il livello, ti parlo giustamente del rapporto di squadra che avete con la 4%, e in generale comunque il livello dell'atletica italiana negli ultimi anni comunque si è alzato molto, cioè non soltanto a livello maschile, anche a livello femminile, comunque ci sono state delle ottime prestazioni. Dopo anni che comunque c'era un po' di fatica a trovare magari anche quella amalgama di squadra, per quello che parlo magari della staffetta. Tu che comunque sei all'interno, quindi cioè, vedi gli allenamenti, capita a volte di fare i meeting di nazionale, quindi comunque vedi come vi allenate. Secondo te c'è qualcosa che è scattato a livello mentale o qualche cosa negli allenamenti che è cambiato? Beh, allora, quello sicuramente può aiutare. Io ho fatto la prima nazionale ormai 6 anni fa, quindi ho vissuto un po' questo cambiamento che secondo me è iniziato più o meno 5-4 anni fa, però diciamo che è iniziato nel nostro ambiente. I risultati stanno iniziando a vedersi ora e si vedranno secondo me a partire da adesso. Anche se sicuramente non sarà semplice replicare quello che è accaduto a Tokyo, cioè quello diciamo che è stata un'eccezione che però essendoci stata può essere replicabile,
però è molto difficile che ciò accada. Questo secondo me è importante tenerlo presente, non che se adesso una volta arrivi terzo, una volta uno arriva secondo, una volta arriva quarto, e allora è andato tutto in rotoli. Quest'anno alle Olimpiadi in tante specialità diverse ci sono stati tanti atleti che sono andati in finale, ed è una cosa che non accadeva da tanto tempo, nel salto in lungo, nel triplo, nel getto del peso, nel mezzo fondo, nella velocità. Quindi ci sono state veramente nel salto in alto, ci sono state tante prestazioni ottime. Quindi il livello medio si è alzato notevolmente, e secondo me ci sono anche diversi atleti molto giovani che nei prossimi anni potranno portare la squadra al massimo. Secondo me è una cosa che a me piacerebbe molto, sarebbe che il massimo dei risultati li potessimo ottenere nel 2024, prima naturalmente con le Olimpiadi e poi con gli europei, perché nel 2024 ci saranno gli europei a Roma, e quindi sarebbe sicuramente dove naturalmente l'Italia, una nazione che in territorio europeo è più competitiva rispetto naturalmente a un'Olimpiade, un campionato del mondo, e quindi secondo me quello sicuramente potrà essere la sintesi di tutto questo percorso che è iniziato qualche anno fa. La vita di Filippo Tortu vista dagli occhi di un cane, sarà anche un bel libro, tra l'altro, nel caso arrivano le royalty. La domanda è una questa. serie Netflix. Tu hai qualche ritmo, qualche... Ritmo. Sì, ta. A parte, mettiamoci anche una canzone, ho letto che hai un oggetto da poco scaramantico e qualche ritmo pre-gara. No, allora io quando ho iniziato a fare tanti riti, tante cose diverse, tante scaramanzie che poi negli anni ho eliminato, ho cercato di eliminare il più possibile, perché stavo rendendo conto che stavano aumentando sempre di più, e che passavo prima della gara a fare così, di qua, di là, di su, ascolto quella canzone, devo fare quello, e faccio 3 passi, di qui, così. Alla fine ho detto basta, tanto poco cambia, anche se sono una persona superstiziosa, ho detto se continuo così non faccio più le gare, faccio solo riti scaramantici. Adesso l'unica cosa mi sento con mia nonna prima della gara, prima del riscaldamento, e faccio un gesto insieme a mio padre, però nulla di più. Scusa Piero, ti frego un secondo la domanda. A proposito di tuo padre, ho letto che per te è molto importante, oltre dal punto di vista genitoriale, però anche è stato il tuo primo allenatore, giusto? No, primo e unico, perché mi allena lui, abbiamo un ottimo rapporto, e è sicuramente un duo che mi sta dando tante certezze, una coppia che per ora e sicuramente in futuro funzionerà, e gli sono tanto grato sia per quello che ha fatto fuori dalla pista per me, ma anche naturalmente per quello che ha fatto in pista. Io quando ho preso il testimone durante la staffetta, la cosa che è difficile immaginarlo, ma nella frazione di secondo in cui il testimone dalle spalle l'ho portato di fronte a me, ho pensato solamente a tutte le cose che mi ha detto negli ultimi 5 anni, e ho cercato semplicemente di fare quello che avevamo provato, avevamo detto in questo tempo, in tutti i nostri allenamenti, ed è stato quello che mi ha permesso poi di superare l'inglese, perché ho corso in un modo tale, cosa che non ha fatto lui, ho corso molto rilassato, molto bene tecnicamente, ed è tutto quello su cui si è basato il nostro lavoro. Quindi sicuramente senza mio padre non sarei lontanamente vicino a quello che per fortuna è successo in questi anni. Un saluto agli inglesi e a te Piero. Grazie Emanuele e a tutti gli inglesi che ci stanno ascoltando. Io invece volevo chiederti, quest'estate ci sono i mondiali, oltre i 200, quali sono tutti gli altri obiettivi che hai? Il salto triplo, il lancio del peso, il lancio del giavellotto. Sì, è poca roba. Nel senso, come obiettivi, in quel senso. 200 metri, l'obiettivo è arrivare in finale nei 200 metri e provare a riconfermarci con la staffetta.
sono 2, almeno 2. Mi viene da dire e bastano anche almeno avanti. 2, almeno 2 obiettivi al centrale. Poi ti invitiamo anche al mondiale di Torino di Tris, che si giocherà nel nostro balcone. Esattamente. No, allora Filippo, volevo farti invece un'altra domanda, più che altro in merito in generale, cioè nel senso, io torno sempre al discorso della ragazza normale, cioè a me quando parlo con gli atleti, cioè, mi piace vedere anche quello che è il lato oltre poi quella che è la professione effettivamente. E volevo chiederti, tu ci sono dei momenti in cui cerchi di distrarti da quello che fai, dagli allenamenti, tipo adesso stai sprecando ad esempio mezz'ora con noi, però ecco, se non fossi qua con noi a sprecare questa mezz'ora, cosa faresti per provare un po' anche a staccarti da tutto il resto? Perché tra l'altro anche tu studi anche all'università, quindi c'è anche questa cosa. Sì, allora, diciamo che Però a università ha fatto la faccia da che palle. Non so se stavo pensando, no, adesso ho iniziato ad allenarmi molto di più rispetto all'anno scorso, quindi ho sempre meno tempo libero, però ci sono delle volte che ho bisogno di staccare. Questo sicuramente l'università aiuta. Che studi? Economia, però la cosa che mi aiuta un po' di più quando sento proprio il bisogno di non parlare di atletica, non vedere una pista è stare o con la mia famiglia, quindi capita quando facciamo le cene tutti assieme o queste cose qua, sono proprio dei momenti, e poi con i miei amici, ma sono diciamo dosi che devo assumere settimanalmente, cioè anche quotidianamente, cioè non fa bene secondo me pensare 24 ore su 24, già tutta la mia vita ruota intorno all'atletica, nel senso tra allenamenti, mangiare, riposare, perché alla fine fa parte anche quello dell'allenamento, poi la fisioterapia, cura, secondo allenamento, cioè ruota tutto attorno a quello, quindi hai bisogno di arrivare a casa e staccare. Certo, O di uscire una volta a fare una cena o queste cose qui ti aiutano molto. Chiaro. Se avete altre domande, io Sì, posso tocca a farne me la domanda un'altra. più stupida, cioè quella... No, vabbè, volevo farne No, un'altra. tranquillo, non ce ne sarà una più stupida. No, vabbè, la mia era la solita tradizionale, che rapporto c'è con la Sardegna, ma quella si può chiedere, sì, Ale, no? Sì, chiedi, cosa guardi me? No, Chiedi a beh, lui. questa è la meno stupida per me. No, ecco, uno dei momenti che ti dicevo che ho bisogno di staccare, diciamo, è sicuramente quando vado in Sardegna. E io solitamente vado a preparare le gare. Cioè io gli allenamenti più importanti dell'anno capitano in un periodo giugno-luglio. Io vado ad allenarmi in Sardegna perché è il luogo, il posto dove più mi sento in pace con me stesso, dove sono più felice, tutto mi fa star bene, anche le persone, che è una cosa che io alla quale do molta importanza, è il fatto che pur non essendo nato in Sardegna, pur non avendo mai vissuto in Sardegna, da tanti anni tutte le persone che incontro, che conosco e non conosco, mi trattano come se io fossi al 100% sardo. E questa è una cosa che faccia parte del popolo sardo, e questa è una cosa delle quali io vado molto orgoglioso e che mi fa stare davvero molto bene. Quindi ci sono veramente, quando ho bisogno proprio di concentrarmi al 100% e ritrovare un po' la pace dei sensi, vado in Sardegna. Questo durante la stagione delle gare. Poi, finita la stagione, solitamente vado anche in vacanza. E quindi quella è invece la parte ludica, un po' più divertente, comunque riguarda la Sardegna. E questo più o meno a ottobre, solitamente settembre-ottobre. Che è il periodo migliore per visitare la Sardegna, perché le spiagge sono senza gente che rompe le palle, quindi molto bene, Filippo. Oggi siamo di una volgarità che inaudita. Sì, uno schifo, una vergogna, il nostro avvocato sarà molto contento. Piero, vai. Ale, faccio la domanda delle domande.
No, ne avevi una? No, abbiamo ancora tempo. Ah, Sì, ok. stiamo facendo Allora, ancora una un'ultima e poi non una- sono andato. un attimo, allora ho giusto una curiosità. Ma che squadra tifi di calcio? La Juventus. Amico di Emanuele. No, un attimo, perché mi è venuto un dubbio. Ho letto che sei nato a Milano e tifi Juventus. Che male c'è? Semplicemente perfetta come cosa. E uno si chiede perché se sei nato a Milano tifi Juventus? Esatto. Perché mio padre, che è nato a Sassari, e mio nonno, che è nato a Sassari, tifano Juventus. O tifavano Juventus, e quindi io sono nato juventino. Di generazione. Non aiuta il fatto di tifoso di mio padre, anche del Tempio e della Torres, quindi però io sono juventino. Tra l'altro mi sa che Poi hanno devo rifatto dire- la pista allo stadio di Tempio, quindi quando hai voglia. Sì, magari no, lo ti so. vai. Ok. Poi ultimamente, negli ultimi anni, ho avuto anche modo di conoscere anche giocatori o anche dirigenti del Cagliari, che sono sempre stati veramente tanto gentili e amichevoli nei miei confronti, quindi anche per il Cagliari adesso simpatizzo. Dai, sì, poverini. Tanto... Quando non gioca contro la Juve, tifo. Sì, no, ma tanto guarda, nel senso, spari sulla Croce Rossa in questo periodo, quindi... Ale, non fare così. Speriamo di no, dai, speriamo di no. No. Salutiamo Andrea Speriamo di Matta no. comunque adesso. Sì, salutiamo Andrea Matta che gestisce il post partita e il pre partita del Cagliari su Radiolina e avrà bisogno della nostra benedizione dall'alto per riuscire ad arrivare a fine stagione. Bene, allora, no, dai, allora facciamo un po' una chiusura, dai Manu. Sì, l'ultima domanda, un po' quella che in questo format si chiama l'aperitivo, per cui la domanda principale più importante è: se domani andiamo a Tempio e vediamo e ti incontriamo in strada, cosa ti dobbiamo offrire? Beh, a Tempio so che quasi tutti bevono il Campari. E invece Però a Filippo cosa piace? a Filippo, io se non sono in stagione preferisco la birra. Se mi trovate da giugno, no, da aprile a settembre, mi dovete offrire qualcosina di alcolico. Quindi l'importante è mi farò trovare quindi a ottobre. Che poi tra l'altro Cagliari e dintorni, e quindi a ottobre una bella birra volentieri. ti fa invitare da Lorenzo, che è Patta, che lui è della mia città, gli piace la birra, per cui Sì, lo so, l'ho visto, purtroppo per me, l'ho visto adesso, eravamo in raduno assieme. Che salutiamo. Ci stavamo già organizzando per provare a fare le vacanze insieme quest'estate. Sì, no, perché Lorenzo tra l'altro è stato quello che in trasmissione è stato quello più diretto, quindi mi ha detto, cosa? No, una birra. Va bene, okay. Bene per te. A posto. Sì. E infatti adesso spero non mi senta la sua ragazza, magari non gliel'aveva detto che voleva mandare in vacanza a ottobre tutti assieme, e spero non mi abbia sentito. Vabbè, no, dai, magari l'avrà già detto, se è stato furbo gliel'ha già detto. Va bene, allora Filippo, lo grazie scopro mille. il prossimo raduno. Se torni vivo probabilmente allora è andato tutto bene. Allora, grazie mille del tempo che ci hai dedicato, in bocca al lupo per tutto e niente, ci vediamo in Sardegna, speriamo. Ok, grazie a voi, un abbraccio. E a tutti voi che ci avete seguito, all'appuntamento come sempre mercoledì prossimo, restateci sui nostri social per sapere tutto quello che vi capiterà. Un ringraziamento alle PM gialle che ci hanno fatto intervistare Filippo, a Mattia Tofano che ci supporta in parte tecnica e niente, un saluto in diretta da Torino da Alessandro Manno. Un saluto sempre da Torino da Emanuele Urru. E un saluto da Piero Grimaldi da Monserrato. E abbracci e ci vediamo mercoledì prossimo. Buona serata.